Tu nelle tue fantasie di figlio, te lo sei immaginato tuo padre, il regista di cinema? Sì, certo come lo sono immaginato, ma lo sono immaginato e anche ho avuto l'occasione di vedere i lavori che lui ha fatto, perché tra i documenti da me recuperati ci sono diversi storyboard, svariate sceneggiature, alcune appena abbozzate, ma teniamo presente che nel 40 con una sceneggiatura completa lui ha vinto il Vittoriale del Cinema per il Cineguf con un soggetto che si intitola Vento di terra. Lui studia non da appassionato ma da uomo di cinema, quindi lui impara e vuole diventare un uomo di cinema e ce l'ha quasi fatta. Cioè c'era arrivato. E poi qua abbiamo, diciamo, i primi libri di Sì. grammatica del film, Spotify. Poi vedi l'interpretazione del teatro del cinema, il volto del cinema. Vabbè, qui sono libri che insomma, se proprio devi essere proprio un tecnico, perché altrimenti non ti riprendi. Certo, 5 capitoli sul film, va bene, insomma questa è, diciamo, parte della, perché sicuramente come lui aveva altri, come si scrive un film, aveva altri testi sicuramente, però durante la guerra la casa di Pisa è stata bombardata, dove viveva la famiglia, è stata bombardata, quindi sicuramente molte cose sono andate perdute, come libri. Per esempio la tesi di laurea io non l'ho mai trovata. Figurati. Poi qua c'ho la donna del peccato, il film Marica, qua abbiamo scritto Marica. Quando lui ha lavorato con Bengasi, su Bengasi come aiuto regista, contemporaneamente è stato girato anche La donna del peccato, del quale io ho trovato lo storyboard nei documenti. Ecco. Relativi al cinema, e quindi lui contemporaneamente ha lavorato sia a Bengasi che sui due set, sì. Ennesima conferma della necessità di tuo padre di continuamente comunicare tutto quanto. Aveva insomma scritto un manuale tecnico proprio sul cinema. Manuale tecnico che sarà pubblicato a brevissimo con mia grande gioia. Niente, il ritrovamento è quanto di più banale può accadere a una persona quando va a rovistare nei cassetti o ad aprire delle scatole che vede magari da una vita riposte in una stanza, ma non ha tempo per controllare il contenuto. A me è accaduto questo, dovendo iniziare i lavori di strutturazione della mia casa, ho dovuto svuotare l'appartamento e la soffitta, e prima di svuotarlo mi sono accertato di sapere che cosa ci fosse in queste scatole, comò, cassetti, quindi ho iniziato pian pianino ad aprire queste cassette e mi si è aperto un mondo, corrispondenza privata, storyboard, e poi questo manuale, perché in realtà era un vero e proprio manuale, tant'è che verrà pubblicato con un'edizione critica appunto ad agosto, dovrebbe partire la stampa, e quindi è stata una scoperta stupenda, fantastica. Ascolta, una tua supposizione che avesse, cioè che fosse un lavoro anche, sai, scrivo il libro perché probabilmente magari gliel'avevano anche commissionato, cioè era magari... Commissionato no, perché allora nella corrispondenza recuperata con Fiorenzo Serra, lui scrive a Fiorenzo dicendogli che è a buon punto con la lavorazione di questo manuale e che è sua intenzione pubblicarlo, chiedere la pubblicazione su Bianco e Nero, tramite Bianco e Nero, che era insomma la rivista più importante italiana per quanto riguarda la cinematografia. Quindi era quella la sua attenzione. Non sapeva se gliel'avrebbero pubblicato, perché comunque lui l'avrebbe proposto, quindi non c'è stata una commissione, però era talmente tanto
era così forte il suo entusiasmo per il cinema, per la macchina da presa, che per lui è stato spontaneo, normale, cercare di creare un qualcosa che potesse servire a tutti, quelli che lavoravano nel mondo del cinema, per affrontare il cinema secondo la sua visione. E andava spessissimo al cinema. Cosa faceva quando andava al cinema? Dopo pranzo con Rina, la moglie, e Maria, la sorella, mia zia, al Verdi film La donna del ritratto. E fa sempre un piccolo, mette gli attori, il regista e scrive un piccolo commento, una piccola recensione. Da notare, 4 domenica, sabato 3 al Verdi, Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Victor Fleming, con Spencer Tracy, Lara Turner, eccetera, eccetera. Buonissima fotografia. Ah, ecco, quindi dei piccoli commenti, delle osservazioni tecniche. Sì. Esposimetro. Certo. Accendino Ronson, questo è il suo accendino, questa è la sua macchina da presa. Vedi? Chi è questo secondo te? Vediamo se lo riconosci, l'attore. Chi è Gassman? Questo è Gassman. Perché questo è relativo al periodo in cui lui ha lavorato a Cinecittà. Non mi chiedere cosa ci fa perché non ne ho la più pallida idea. Qua sempre col cinema siamo, vedi? Queste sono tutte attrici. Questo è De Sica. Ed è Sica, sì. Queste sono tutte foto o di set o comunque di attrici. La sua idea era quella di creare una casa di produzione, parliamo degli anni dell'immediato dopoguerra, parliamo del 45, del 46 in sostanza. L'idea sua era quella di creare una casa di produzione cinematografica sarda, appunto la Sardinia Pictures, con la quale avrebbero realizzato dei documentari per illustrare la Sardegna, quindi dare visibilità soprattutto in Italia, perché allora, in quegli anni, la televisione era praticamente inesistente. L'unico metodo per far conoscere una regione era tramite il cinema. Esistevano dei filmati che venivano trasmessi tra il primo e il secondo tempo al cinema allora, dove venivano rappresentate un po' di costume, politica, e quindi era un modo per pubblicizzare la nostra terra. Sì. Ora, io questa cosa ci tengo molto a sottolinearla perché è un'informazione grande questa della Sardinia Pictures, perché noi sappiamo, come hai detto tu adesso, che la Sardegna passava in questi spazi. Sono dei filmati che sono stati commissionati dove c'è un racconto un po' particolare, dove la visione della Sardegna è una visione comunque con gli occhiali italiani. Ecco, magari un racconto della Sardegna vista dal punto di vista dei sardi sarebbe stato un bel passo. L'idea era proprio quella, cioè i sardi che descrivevano e raccontavano e proponevano la Sardegna. Io il film che mi sono fatto è che tuo padre avrebbe probabilmente aderito al movimento del neorealismo, cioè un tipo di cinema povero dove vai a raccontare proprio la realtà, non il cinema di Cinecittà o degli studios, ma un cinema proprio itinerante che va sul luogo, dove le scenografie sono veramente gli spazi da vivere, e quindi pensare che avremmo potuto avere in qualche modo un neorealismo sardo raccontato direttamente da quello che poi insomma diventerà il nostro esponente maggiore. Quello è altamente probabile, perché poi con l'entrata in guerra dell'Italia le priorità ovviamente sono state altre. Però l'Armata Grigia in effetti descriveva la vita degli spazzini di Firenze, era praticamente il resoconto dalla mattina al tramonto, dall'alba al tramonto della vita dei turbini di Firenze.